Tra i grandi progetti di quest'anno del Parco Giardino Sigurtà, la restaurazione dell'antica mappa di irrigazione. Ci spieghi un pochino meglio in cosa è consistito il progetto? Ma intanto è una vecchissima cartina che aveva ancora mio nonno, una cartina sulla quale i vecchi direttori del parco, ma anche tutti gli acquaioli lavoravano, perché immaginatevi 100 km di tubature sotterranee. Ogni tanto ci dimenticavamo dove erano dei tubi, per cui c'era bisogno proprio di una cartina, come una mappa dell'oro, perché in realtà l'acqua è il nostro oro. Per cui questa grande cartina con gli anni si era un po' rovinata, per cui abbiamo pensato di restaurarla, di portarla a nuova vita, e questo ci permette di vedere anche negli anni tutta l'evoluzione dell'impianto irrigazione. Infatti su questa cartina ci sono alcuni appunti che erano stati fatti durante gli anni, alcune modifiche dell'impianto, e per poi collegarci ad oggi questa cartina ci servirà moltissimo, perché l'anno scorso in collaborazione con l'Università di Bologna abbiamo cominciato innanzitutto a mappare completamente il parco con dei droni, con delle nuvole di punti. Mi piace ricordare che è una rilevazione centimetrica, vuol dire che possiamo avvicinarci e vedere anche un cubetto di porfido. Oggi siamo qua per avere una mappatura dettagliata, quindi una morfologia corretta di tutto quello che è il parco, secondo quello che è stato richiesto dalla direzione del parco stesso, in modo tale da avere la geometria 3D di qualunque sasso, erba, pianta che c'è presente all'interno del parco. Il prodotto finale sarà quindi una point cloud, una nuvola di punti dettagliata, e una ortofoto anch'essa dettagliata con precisione centimetrica, entrambe su coordinate quote assolute. Questo perché? Perché potrà servire alla direzione per avere la classificazione delle piante, per avere la geometria delle aree inerbite da tagliare, per avere gli sviluppi dell'impianto di irrigazione, o per quello che serve dal punto di vista topografico tecnico. E questo ci ha permesso non solo di poter organizzare e preparare un nuovo impianto di irrigazione che verrà sviluppato nei prossimi anni, per cui grazie alla cartina vecchia che avevamo e grazie alla nuova tecnologia del rilevamento dell'impianto di irrigazione tramite questi droni potremo sicuramente migliorare il nostro impianto di irrigazione, e questo ci aiuterà non solo per l'acqua, però anche perché con questo progetto con l'Università di Bologna abbiamo cominciato a rilevare ogni singolo albero del Parco Giardino Sigurtà, e in futuro daremo la possibilità a tutti i visitatori, ma anche chi si collegherà a questo database, di poter vedere tutte le specie arboree che ci sono all'interno del nostro complesso ecologico.